Benvenuti su Radio.0 in questa seconda giornata dedicata al Festival del Cambiamento, questo evento organizzato dalla Camera di Commercio della Venezia Giulia e da The European House Ambrosetti. Dopo Gorizia, le sfide dettate da questa onda del cambiamento che un po' ci cattura diventano protagoniste anche a Trieste, con approfondimenti e dibattiti insieme a esperti di livello internazionale che andremo a conoscere tra poco. Quanto ne sapete voi sul tema sostenibilità e imprese? Ne andiamo a parlare in questo servizio insieme a tanti esperti. Seguiteci. Devo dire che i dati sono molto positivi. Anche i dati della CGIA di Mestre, previsionali sul 2023, testimoniano che il Friuli-Venezia Giulia è regione locomotiva del paese, prima regione in Italia come crescita di PIL. Questo però ci pone di fronte a delle sfide che sono quelle dei cambiamenti, non soltanto quelli climatici, non soltanto quelli digitali, ma c'è un grande cambiamento geopolitico in atto su cui noi dobbiamo attrezzarci per far sì che la nostra economia sia un'economia garantita da filiere produttive che possano essere sicure e possono essere all'interno delle democrazie occidentali. Quindi rapporti commerciali con tutti, ma rapporti strategici con i partner affidabili che possano darci stabilità nel lungo periodo. Sono insieme al segretario generale di Union Camere Giuseppe Tripoli. Sappiamo che stiamo vivendo un'attualità fatta di accadimenti, fatta di crisi che le imprese hanno dovuto affrontare, che devono ancora affrontare. Lei ha voluto riassumere un po' la situazione anche per quanto riguarda questo punto di vista con 5 parole. Sì, 5 parole che caratterizzano questa fase che stanno vivendo in generale le imprese, in particolare le imprese italiane. La prima parola è quella della velocità, la velocità con cui i fatti accadono e a cui si deve rispondere. Per esempio il tema della digitalizzazione è una trasformazione che sta rapidissimamente avanzando nel mondo occidentale e dentro cui le imprese italiane devono correre per non essere superate dagli altri. Poi ho messo in luce la necessità che tutte queste trasformazioni, in particolare quello verso la sostenibilità, richiederà ingenti risorse a livello mondiale. L'Italia per fortuna si è dotato di un PNRR che traguarda questo obiettivo con importanti risorse. Terzo tema che ho voluto sottolineare è quello delle competenze, la terza parola, che è l'autentica risorsa scarsa di questo periodo, ma non solo in Italia, a livello mondiale, soprattutto in Europa. L'Italia fa difficoltà a trovare nelle aziende, da parte delle aziende, operatori professionali giovani dotati delle professionalità giuste, ma è la stessa difficoltà che hanno Germania, Francia, Gran Bretagna. C'è un problema di fondo peraltro nel nostro paese, che c'è un livello di scolarizzazione che deve essere ancora più elevato. La quarta parola che ho citato, che ho messo in pista, è la parola che riguarda gli scenari della globalizzazione, dove ho ricordato che di recente ci sono stati un numero elevatissimo di provvedimenti di protezionismo da parte dei vari governi, enormemente superiore a quello relativo a provvedimenti di liberalizzazione, ed è un trend che sta crescendo di mese in mese. Quindi ci troveremo con mercati globali più ristretti, senza dubbio più ristretti, e questo richiede ovviamente una grande attenzione a tutti i paesi e ai mercati vicini. Ultima parola è quella di una contraddizione o di alcune contraddizioni che le imprese italiane vivono. Ne ho richiamate un paio, ma ne ricordo qui una sola, quella tra una grande capacità produttiva del sistema italiano, l'export lo sintetizza, c'è stata una crescita in 10 anni del 60% del nostro export, una percentuale veramente elevata, ma nel contempo c'è stata una riduzione per esempio delle imprese giovanili del 23%, sempre meno giovani fanno impresa, e questo è un dato che dovrebbe far preoccupare, perché se nel breve si regge, nel medio e nel lungo diverrà un problema. E ora entriamo nel tema della sostenibilità. Io sono insieme a Lorenzo Tavazzi, responsabile area scenaria e intelligence di The European House Ambrosetti. Attraverso proprio l'indagine oggi raccontata e da voi realizzata si può capire come gran parte delle imprese considera la transizione sostenibile come priorità, come un pilastro proprio per la crescita strategica. Sì, è proprio così. 7 imprese italiane su 10 dichiarano che la sostenibilità è una priorità fondamentale per il proprio sviluppo. Questi dati salgono a 8 su 10 per le imprese del Friuli Venezia Giulia, quindi dà un senso di grande attenzione a queste dinamiche di trasformazione che sono alla base di una capacità di
recupero di competitività del sistema, perché è dimostrato, sono stati realizzati tanti studi a partire da un'indagine molto importante dell'Istat che dimostrano proprio come il dividendo di produttività derivante da una maggiore sostenibilità nelle attività di impresa sia molto molto importante. Quindi più sei sostenibile, più sei produttivo e quindi competitivo. Le imprese hanno anche sottolineato come ci siano delle problematiche per raggiungere questo criterio di sostenibilità al momento. Sì, certamente, si tratta di un cambiamento profondo e come tutti i cambiamenti profondi di sistema implica agire su tante leve. Le imprese che abbiamo intervistato, oltre 550, quindi un campione molto ampio, molto rappresentativo, hanno identificato 10 punti di attenzione. Tra questi certamente l'aspetto normativo, la chiarezza del quadro burocratico, la semplificazione necessaria di alcuni elementi di procedura che oggi rappresentano in qualche modo dei fattori di freno. Mi riferisco ad esempio a tutto quello che è le procedure per l'installazione di energie rinnovabili. Ma accanto a questo ci sono temi anche collegati alla sostenibilità degli investimenti, all'accesso al finanziamento, al fatto che il mercato prezzi degli investimenti in sostenibilità che le imprese stanno facendo. E in questo si collegano due ulteriori temi molto importanti. Da un lato l'informazione e la formazione, quindi la capacità di creare poi competenze all'interno delle imprese. Dall'altro anche una interiorizzazione, la cultura aziendale che vede la sostenibilità non soltanto una necessità di adeguamento agli obblighi, ma anche e soprattutto un'opportunità ancora una volta per fare meglio e avere più competitività sui mercati. E se volessimo dare uno sguardo anche più nel dettaglio alla situazione in Friuli Venezia Giulia, si parlava di positività rispetto a quello che vorrebbero fare le imprese, ma la situazione reale al momento com'è? La situazione reale è una situazione in evoluzione, siamo nel percorso, non siamo alla fine del percorso. Le imprese del Friuli Venezia Giulia dichiarano una maggiore attenzione, come dicevo, ai temi della sostenibilità, ma anche e soprattutto hanno già implementato una serie di azioni. Parlo della reporting di sostenibilità, quindi la misurazione, parlo delle iniziative sulla filiera. Le aziende del Friuli Venezia Giulia si pongono ai vertici italiani per l'attenzione alla sostenibilità delle filiere, così come si pongono ai vertici per quello che riguarda l'attenzione alle risorse umane, all'etica dello sviluppo del lavoro. Quindi bene unire da un lato le eccellenze industriali e dall'altro la ricerca e innovazione, la circolarità dei modelli di business è sicuramente il futuro dello sviluppo. Siamo ora con Nunzia De Girolamo, moderatrice anche di questa mattinata a Trieste del Festival del Cambiamento, un festival che ci sta facendo attraversare proprio questa onda che ci cattura. Sì, è stata una mattinata molto interessante in una città meravigliosa come Trieste, che anche dall'indagine fatta da Ambrosetti e dalla Camera di Commercio Venezia Giulia dimostra quanto questa città sia all'avanguardia, questa regione, negli obiettivi che sono stati posti dall'Europa e anche in questa sfida della transizione ecologica verde che è necessaria non solo per le città ma anche per le imprese che sono chiamate ad affermare alcuni principi, alcune normative. Credo che momenti come questi, nei quali noi abbiamo avuto questa mattina professori di università o protagonisti anche del mondo energetico a livello internazionale, siano degli stimoli fondamentali per affrontare questa nuova fase che occupa un po' il dibattito mondiale, sia sull'energia, che come sappiamo è un tema molto caldo e delicato non solo per gli approvvigionamenti ma anche per la transizione verde in campo energetico, sia per quanto riguarda il ripensare le città da un punto di vista dei trasporti e delle infrastrutture. L'ambizione è quella di avere sempre più città a servizio dei cittadini. Speriamo che questo accada nel rispetto dell'ambiente e che costituisca anche un'opportunità per le nostre imprese che poi danno occupazione ai cittadini italiani e a quelli di Trieste. Sono insieme all'assessore con delega alle politiche finanziarie del Comune di Trieste, Everest Bertoli. Conoscere il cambiamento per governarlo, per affrontarlo. Queste le parole con cui ha voluto aprire questo Festival del Cambiamento. Assolutamente, parole chiave, un momento straordinario che sta attraversando la nostra società, il nostro paese, questa regione, l'Europa intera. Noi abbiamo il dovere non di ergersi al diga contro questi cambiamenti, a capirli, a guidarli, perché solo così ne potremo uscire più forti, solo così potremo fare in modo che questo territorio, questa città meravigliosa, questa regione unica diventino ancora più prospere. E solo facendo sistema tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini, solo dando risposte tempestive, immediate e soprattutto puntuali, potremo appunto vincere questa sfida straordinaria. Un Festival del Cambiamento che coinvolge a pieno anche BAT e tutte le innovazioni che sta portando anche qui a Trieste, Vicepresidente.
Sì, abbiamo subito spostato il progetto del Presidente Paoletti fin dall'inizio, quindi già dall'anno scorso siamo stati il main sponsor, quest'anno abbiamo replicato perché incarna perfettamente il nostro purpose aziendale di una Better Tomorrow, quindi un futuro migliore, ed è un cambiamento perché quello che noi vogliamo fare è proporre ai nostri consumatori dei prodotti a rischio ridotto e lasciarci alle spalle i prodotti tradizionali. Ci sarà anche la nostra responsabile della Digital Boutique, Francesca Saule, che parlerà di intelligenza artificiale. Questa è un'altra innovazione, al tempo stesso cambiamento che abbiamo portato qua a Trieste, perché è la terza Digital Boutique al mondo di BIT, la prima nella Silicon Valley, la seconda in Cina, la terza è stato deciso di metterla qui a Trieste, che si occuperà di accelerazione digitale e intelligenza artificiale per i paesi di BIT in Europa, Nord America e Sud America. Esperti a livello internazionale, temi caldi, dibattiti ai protagonisti del futuro. Continuate a seguirci su Radio.0 perché vi porteremo ancora a saperne di più, e seguite il Festival del Cambiamento direttamente sul sito e pagine social per continuare a seguire questa onda.